L'entusiasmo di Loris per l'autostop ci influenzò molto e influenzò tutto il nostro gruppo. E anche il fatto di non avere soldi fu di aiuto, così con uno zaino e un pollice si partiva. Una tappa obbligata era Thésée, una comunità ecumenica delle parti di Cluny in Borgogna. Thésée la visitammo 3 volte e altrettanto ne fummo espulsi. La quarta volta evitammo di andarci. 700 chilometri affidandoci al caso. E non era neanche il viaggio più lungo, ci caricavano i camionisti e poi ci procuravano passaggi con le loro ricce trasmittenti, CB. Nelle aree di sosta dell'autostrada passavamo di camion in camion. I camionisti tra loro parlavano in codice: sono sulla grande carreggiata con 2 gringhelli, devono prendere Eravamo gringhelli e gringhelle. Si dormiva fuori, sotto un cavalcavia o sul retro di una stazione di servizio e poi arrivavi. A volte impiegavi un giorno, altre volte 2 o 3, ma arrivavi. A Thésée ti accoglievano in una tenda con pagliericci o anche niente e dormivi per terra. Un anno Loris mostrò la sua vistosa cicatrice alla spalla sinistra mentre io zoppicavo da consumato attore. 2 giovani suore si impietosirono e ci diedero il loro letto, dormirono per terra nella tenda comune al posto nostro, le brave suore. Incontravi tutte le lingue del mondo e persone incredibili. Un vecchio tossico che ti intratteneva mostrandoti le autostrade di vene rovinate dai buchi, cercava di convincerti che stava smettendo, anche se poi ti chiedeva soldi o almeno un limone. Oppure la bellissima spagnola coi capelli neri che camminava scalza col suo vestito da flamenco giallo-arancione, leggermente pazza ma andava bene uguale. Ti dovevi impegnare iscrivendoti a un gruppo di lavoro. C'erano il cooking group, il cleaning group, il prayer group e molti altri. Noi creammo lo swimming group. Andavamo a nuotare in un ruscello lì vicino. Una sera ci chiamarono a lavorare nel silence group. Ci diedero dei cartelli in varie lingue. Dovevamo girare per la comunità invitando tutti a fare silenzio e a dormire. Trovato un prato, piantammo in cerchio tutti i cartelli e con i sacchi a pelo dormimmo beatamente avvolti dal rispettoso silenzio della comunità. La chiesa di Thésée è maestosa, piena di lumini che calano dal soffitto senza panche né sedie. Al centro un grande Cristo, crocifisso sdraiato a terra. Molti si stendevano al suo fianco a pregare. Ivano, invece, dormì abbracciato al Cristo crocifisso. La scena era tenera e dolce, poteva sembrare un legame d'amore profondo. Purtroppo russare in una grande chiesa silenziosa non poteva passare inosservato. A Thésée non si trovava vino, ed era un problema, perché con il vino si potevano organizzare brindisi e chiacchierate, soprattutto con ragazzi di altre nazioni. È risaputo che il vino aiuta a comprendere meglio le lingue straniere. Ma lo Jacques vendeva solo birra. Ivano risolse il problema. Scusate, ma se i preti dicono messa, spezzano il pane e bevono vino, in chiesa il vino deve esserci. Effettivamente il ragionamento filava. Ma chi ha il coraggio di andare a prendere il vino benedetto durante una chiesa? Tutti noi andavamo in chiesa. Dietro l'altare maggiore una porticina portava in una stanzetta dove tenevano il vino per le messe. In effetti pensavamo di essere originali e anche un po' malefici nel risolvere così la questione etilica. Brindammo con piacere, svuotammo in fretta la prima bottiglia di vino bianco, ma quando gettammo il vetro oltre la siepe, con molto stupore sentimmo il tintinnio di altri vetri. Qualcuno prima di noi aveva avuto lo stesso problema e trovato la stessa soluzione. Bisognava anche procurare il cibo a costo zero. Funzionava una specie di mensa dove prendevi una ciotola e un cucchiaio che poi dovevi risciacquare con sabbia e acqua prima di impilarli su una mensola. Ti davano il cibo solo se presentavi un bollino colorato, ogni settimana diverso dalla precedente. I bollini grandi come francobolli si compravano all'accoglienza. Un giorno, passando Loris, vide una striscia di bollini infilzata con una spilla. Io creai un diversivo, facendo cadere la ciotola e creando confusione per attirare su di me l'attenzione della gente in fila. Bigi staccò i bollini, ma era una trappola, un piano ideato per smascherare le nostre piccole truffe. Ci lasciarono mangiare, poi vennero a dirci che i nostri bagagli erano all'accettazione e il pullman per Cluny sarebbe arrivato di lì a poco. Fu un'ingiustizia, è troppo facile fare i pastori delle
pecore buone, noi siamo le pecore nere, siamo più bisognosi del vostro aiuto. Vorremmo parlare, spiegarci, farvi capire che siamo pentiti. Provammo in tutti i modi a convincere quei chierici butta fuori del nostro vero pentimento, ma non funzionò. Anzi, si arrabbiarono parecchio quando Bici disse: e poi il vino della vostra chiesa fa schifo! Fummo espulsi. Quella fu la terza volta in 3 anni. La prima volta fu di mattina. Lo Jacques era aperto, stranamente, visto che c'erano i vari gruppi di lavoro all'opera. Eravamo seduti al sole a berci una birretta, quando in 4 arrivarono chiedendoci se conoscevamo lo swimming group. Con entusiasmo dicemmo: beh, siamo noi, siamo noi. Ci fecero salire in corriere per Cluny, gli zaini erano già a bordo. Il trucchetto dei cartelli per creare la zona silenziosa funzionò fino alle 11 del giorno dopo, giusto in tempo per salire la seconda volta sul pullman per Cluny. L'ultimo pullman per Cluny fu memorabile. Loris, da nostalgico, pensò di lasciare un piccolo souvenir. Ebbene, da un paio di giorni passava il suo tempo a insegnare una canzoncina a 2 ragazze tedesche che non parlavano in italiano e quindi probabilmente non conoscevano nemmeno il dialetto veneto. Ma la famosa canzoncina di Fra Martino Campanaro, quella sì la conoscevano, solo le parole erano un po' diverse, anche se la rima in fondo c'era. Le campane non facevano din don don, ma la rima c'era. Mentre stavamo salendo per la terza ed ultima volta nel pullman, Loris vide le ragazze tedesche e salutò cantando la vera canzoncina di Fra Martino. Loro invece risposero in coro ad alta voce con la versione alternativa: e blasfema! Sapete, non è vero che gli uomini di chiesa sono sempre pacati e tranquilli. Quella volta erano indecisi se salire a bordo o strozzare il direttore del coro o stare a spiccata capacità di sacramentare a cappella delle procaci fanciulle. E dunque la situazione colse alla sprovvista i bravi custodi, quel tanto che bastò a far partire il pullman. Una volta a bordo giurammo che non avremmo più messo piede a Taizé per paura di essere riconosciuti e con il fondato dubbio di essere schedati a vita e con tanto di fotosegnaletica.